Calocero! Manco camminello ci funziona, signor Calocero! Chi se mi pare un dubbato, signor Calocero! Comandi, signora! Questo albergo non funziona niente! Oh, mi scusi, sa, ma con lo sciopero dei camerieri qualche disservizio è umano. Quando una vita personale bastevole, chiudete calotello! Ah, la prego di avere un po' di comprensione. Siamo in un albergo e non si possono trovare certe comodità casalinghe. Ad ogni modo, io pago e voglio essere seduta a puntino. E lei comandi a puntino che ora servirò quel punto? È piccola. Notare Maria è troppo sporosa stamattina e chiederebbe una parecchiola ci mandava solo lei. Ah, la prego signora, non è il caso di arrabbiarsi. Venga, le offro l'aperitivo della casa. No, non che mi offre il aperitivo, che capomattina io sono un'alcolica, che mi No, offre? è afrodisiaco, lo faccio io stessa con le mie manine. Ma è sicura che è afrodisiaco? Certo, lo provi, ma... Proviamo, io e sempre, una vita tutto vostra per provare. certo. Che volete, signor Calò? Venuta di ginocchio! Te sale? Signor Calò, te la voglio in modo, io stai in una farmacia. Nella mia stanza c'è che figlia sola, nessuna per restare, senza seccatura che tu sia. Se non ti senti? Va bene, sarà fatto come lei vuole. Non raccomando. Salarato! O te sale che non me ne Sono una donna, non sono una santa. No, non tentarmi, non sono una santa. Permette, sono vigile imbalato e questa è Creolina. A chi si interessa per una stanza per due? Una piazza? passeranni! No, non basta una stanza. Ho capito, una ma spaziosa, una piazza e mezza. Sì, io la puntano a posticcio. Che troppo ranni! Noi ci siamo giovani e ne accomodiamo. Il bagno lo fate in camera? io mi faccio stamattina! Magari io prima di ribattere. Con vasca o doccia? Senza vasca, senza doccia. Ho capito perfettamente, con solo vaso. Ah sì, chi tu ci vuole bello vaso di cione da camera di sposine non può mancare. Si vede che lei è un giovane di buon don. No, io sogno da brande. Casa, che non basta, ma moscia! Oh, sì. Tu ti la contana, ma io sono stanco da camerare, e stavo lì per stare un bel numero. Che? Ah, carina! E dopo che mi facesse sbagliare autobus e albergo, ah, se tu la mostro, dai! Ti disse, zio, pigliamolo 55, pigliamolo 55! E prima dovevo dare 55, che ti merda, pigliare! Oh, ma vediamo questi andati, vedi che ora sono maggiorato! No, mi pare che tu sei tutto menorato! Può stare in modo che c'è gente, Buongiorno, signorina! Buongiorno a lei! Posso avvenire capace? Buongiorno, figlia! C'è una stanza per due? E che schifone saccio io? Ma come, non sei governante dell'hotel? Ma quale? Io niente faccio un dall'hotello! Allora faccia, via, dai! Ah mia, c'è viata! Ah, un giovanotto! Ma non ha come parlare, Allora, qua un buon, vesco un uomo! Oh, ancora niente, bella accoglienza poi ci tocca! Non stare muto! La scusare, signorina, la scusare, ma vede com'è la vita, uno ha una fredda, ha una ripanza, io a me ne puti. Allora lei qui? Io sono una cliente e stavo aspettando tu sciamoniti. Che ti posso, non è se? No, io parlavo di altri sciamoniti. Signorina, la stanza è pronta. Mi scusi, un niente. Ah, in fondo al corridoio, al 23. Perché noi andiamo a locare, ma non si rialza? Ma da che cerca oggi? Va, io non sono ci mancare. Ma da Ma perché fa così? Ma io non capisco. I signori comandano? Una camera per cui? Vedo subito. Allora per voi ci sarebbe libera la 24. Buone, signor, buone! Ma tu sai, buon maggio, ti avvicino! Non c'è la possibilità, erano le donne che siamo infeccate in capo. Vuoi capire che devi tornare a casa? Hai premura di tornare a rovine? Povera pecorella smarrita. Ma qui ma se si scapolo, è libero come l'aria. Ma come stai? Di che ti preoccupi? E me frate è del mondo, sì, che si possono sospettare. E poi l'azienda è sua. Oh, ma quanto durare sto viaggio da fare?
senza contare, poi camarino, sempre senza soldi. Ecco, sono sempre io che ti faccio spendere troppo, l'ho Perché capito. non ti piacciono i gioielli, i pellicci, i vestiti? Vieni a parlare di queste cose tutti, è come parlare di Cipri a Marziano, saccio. Già, non l'ho scudato, tu sei la grande Caterina Crivello. Prego, je suis Catherine Crivello. E poi senti, quando ti stanchi di mio, vuoi venire bello chiaro, siamo sempre in tempo, perché ricordati, caro mio, che io davanti ho un avvenire molto luminoso. Un avvenire di cantanti e ballerina. Senti, mio caro Billico, tanto per saperlo, vedi che io quando ero giovane fui magari a Telettina e a Teledì. Uno faceva la muta di Portici e la cieca di Sorrento. Perché che poi si tempo. No, Rico qua faceva la valletta muta. Io ero uovo per tu bestia lo presentatore. Ma in fondo ero sempre io che davo lustro alla trasmissione. Ah, sulla trasmissione? No, ma cara mia, è fotetano quando mi vesticchio l'osso. Né di saluti e manco di sacchetta. Qui, se mi dica non mi vuoi bene più. Perché magico quando ti sento parlare così, mi vedi di sciparmi tutti. No, ferma, non fare, che poi ti mi chiedono parrucchieri. Ed io! E io pago. Mi fai questo? No, io con me non insegnare a memoria. Ma perché? Perché non mi scegliere anche non qui mi nel catti nostro chiaro, mondo d'amore? Chi? ragione hai, ma perché non mi sciariare nel nostro nido di volati? Vuoi dire nel nido dei colombi? Ma perché i colombi non sono uccelli volati? Ma chi c'è già sono un uccello il nostro discorso? No, censono. Perché il proverbio dice non c'è nido senza uccello. Come non c'è uccello senza nido? Ma perché non mangiare sempre? Mazzi miei, più mi mazzate e più mi voglio bene. Mi pare che ci siamo. Buongiorno. Oh, buongiorno signora! E dunque lei è venuto per il nunzio? No, io sono venuto per metterlina, da! Oh, che simpatico, veramente si chiama Rosetta. No, io mi riferisco all'articolo sul giornale riguardante la signorina. Io sono modello. Ah, nella vita la modestia è la prima cosa. Lo so, E lo so che lei lo sa. sì, lo so che lei lo sa che io lo so, ma volevo dire che io sono un modello Patilotti, attivista di seconda classe, e sono venuto per conoscere meglio la signorina. Mi fa molto piacere. Sì, grazie. E più tardi ce la presento. Grazie, ma ce l'ho pitta. Come? Sì, Quando? lo- Quando? Come fu? Quando Poco fu? fa, ora, qui poco fa. E poi c'ha marito, non esce dalla stanza, di non parlare con un'orda che fa parlare. Signora, ma quanto siete male? Tanto mica me la mangio, io sono una persona seria. Oh, ma questo se non lo mette in dubbio, ma sa chi si guardò? Ah, chi c'è buono, questo lo so. Non lo so che lei lo sa. Sì, ma piuttosto signora mi dica, ma tuo marito è conoscenza dell'annuncio sul giornale? No. Ah, ora mi spiego signora! Scusi, che cosa si spiega? Lei chi sa maritare con mio marito? Meglio con lei bene E signora. allora perché mi fa tutte queste domande? E poi sapere quale foto pronto. E allora ci dico in confidenza che questo è un nunzio, capisci fare un saputa di tutto. Sì. Sì, ora è più tardi, vado con mia figlia e ne parliamo, va bene? Sì, signora, ci va. Mi permetta? Prego signora, tengo. Mi permetta? Prego signora. Mi permetta? signora. Mi permetta?